vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Circolo Stella Azzurra, dove sta per cominciare la nona giornata di Serie A Lega Calcio a 5. Scendono in campo il Turati e lo Shamrock RFC. I padroni di casa sono il Turati con 21 punti, sono i primi in classifica, mentre lo Shamrock RFC con 10 punti occupano la settima posizione. Larga per Sarto sull'alto di destra, Sarto! La conclusione di Sarto, 1-0 al quarto minuto del primo tempo, vantaggio Shamrock. Il piede destro ha trovato il gol, non può nulla il portiere, occhio, scambiano i due, gol di Iacomini sull'assist di Di Massimo, subito si riapre la partita al quinto minuto di gioco, è 1-1. Di Fiorani che scambia ancora con Iacomini che prova il tiro, respinta di Santeliscio d'angolo. E sempre Sella alla battuta che gioca corto per il compagno, il pallone rimane lì, Iacomini si gira, la dà a sinistra e c'è il tiro di prima intenzione di Mancino di Fiorani che porta in vantaggio il Turati al decimo del primo tempo. Allarga per Franchetti, Franchetti in mezzo, ancora Sella, 3-1 del Turati, ottima l'azione sull'asse Franchetti-Sella. Per Di Massimo si è tolto il cappello, passaggio per Iacomini che con il sinistro trafigge Santelia, risultato di 4-1 e il numero 3 Iacomini si porta a 15 reti stagionali, miglior marcatore della formazione in maglia nera. Vado però, recupera il pallone Sella che se ne va, ancora Sella, mette dentro per Di Massimo, Di Massimo di destro deve solo spingere il pallone in rete, 5-1 per il Turati. Girolimini sulla destra, ancora serve Di Massimo, ancora Di Massimo, a tu per tu con il portiere, sigla il 6-1, sempre lui, Di Massimo. Contro Biglietta, Girolimini va con il destro e trova anche lui il gol, 7-1 per il Turati al 24esimo del primo tempo. Il pallone sul sinistro, ancora Sella, palo pazzesco colpito da Sella in contropiede. Ancora Sella, allarga a sinistra per Iacomini, ancora Iacomini, 8-1 per il Turati al quinto minuto del secondo tempo. Secondo tempo da 4 minuti ma non cambia il risultato, adesso c'è un palo colpito da Folchitto con una botta di sinistro di Collo Pierto sulla destra, approfitta di un errore. Marino va con il destro, Marino accorcia le distanze, 8-2 al sesto minuto di gioco. Ultimo prova a fronteggiare l'avversario, Di Massimo si porta il pallone sul sinistro, ancora Di Massimo, palla rimane sulla riga, arriva Iacomini che la butta dentro, 9-2 per il Turati. Vicini prova la conclusione, il numero 9 Andrea Vicini e al nono minuto della ripresa il risultato è di 9-3. Iacomini, che palla per Di Massimo, ci arriva Di Massimo, al centro c'è Iacomini che viene servito, ancora Iacomini, il capocannoniere del Turati, sigla il gol del 10-3. Cambia con Di Massimo, che giocate, ancora Di Massimo al centro, Di Massimo col piatto destro servito ancora da Iacomini, risultato di 11-3 al 16esimo del secondo tempo. C'è Folchitto, è scoperta la difesa del Turati, Folchitto dentro per Vicini. Vicini al 20esimo del secondo tempo, sigla il gol dell'11-4. Sella recupera il pallone, serve ancora Iacomini, a tu per tu col portiere, Iacomini tira addosso a Santelia. Si chiude la partita, il risultato è di 11-4 in favore del Turati.